In occasione dei 50 anni della legge speciale per Venezia, domenica 16 aprile, la Fondazione Pellicani ha effettuato uno studio che ne rileva le criticità. Nata dopo l'alluvione del 66, la legge ha consentito di risanare varie zone della città, ma ha anche mostrato alcune falle. Io credo che bisogna constatare che in 50 anni tutti i tentativi di riformarla, di migliorarla, di aggiornarla alle nuove esigenze della città si sono persi per strada e soprattutto nella governance della città. Se pensiamo che è una città con 6 commissari, quella di Venezia in questo momento, tra Porto, Mose, Bretelle e tante altre questioni, e quindi un fallimento della governance di una città complessa come Venezia. Le tematiche da fronteggiare sono molte, dalle locazioni turistiche, il porto, l'area industriale di Porto Marghera, per non parlare della salvaguardia della città stessa. Io penso che bisogna trovare degli strumenti adeguati, ad esempio seguire l'esempio della legge speciale, chiamiamola così, che si sta facendo per Roma Capitale, ovvero di riconoscere in Costituzione un'autonomia e delle risorse adeguate per la gestione di una città come Venezia, segnando i poteri che hanno attualmente le regioni tranne quello della salute. Allora i finanziamenti della legge speciale attualmente, per non parlare del passato, sono garantiti fino all'anno prossimo. Dopodiché